Buon pomeriggio a tutti, con estremo piacere e grande emozione do il benvenuto al gentile pubblico intervenuto in sala, al Teatro della Sena, e a tutte le autorità presenti con me oggi sul palco, il sindaco, senatore Gianvittore Vaccari, il vice sindaco e assessore alle politiche della cultura, architetto Ennio Trento, l'assessore alla cultura della provincia di Belluno, Alberto Vettoretto, l'ideatore e coordinatore dell'evento, dottor Enzo Rossi, e il curatore scientifico del progetto della mostra del catalogo, il professor Luca Massimo Barbero. Attenderemo poi anche il consigliere regionale dottor Bond. E naturalmente devo ringraziare anche il direttore della collezione Peggy Guggenheim di Venezia, il professor Philips Reyland, che è qui tra noi sul parterre. Poi abbiamo il professor Pier Giovanni Castagnoli, membro del comitato scientifico della mostra e già direttore della Galleria d'Arte Moderna di Torino. Naturalmente un saluto particolare va ai figli di Tancredi, Elisabeth ed Alessandro Parmeggiani, che sono con noi oggi. Veramente un applauso. Per questa importante cerimonia d'apertura della grande mostra che oggi dà il suo colore a Feltre. Infatti quest'oggi possiamo dire che Feltre si tinge di colori e di pennellate di Tancredi. Tancredi Parmeggiani, straordinario pittore che fa ritorno con le sue opere proprio nella sua città natale. Una grande mostra antologica, 150 le opere tra grandi capolavori e rarità assolute, e possiamo dire che con Tancredi Feltre respira appieno, perdonatemi il gioco di parole, la sua primavera. Già oggi potrete veramente ammirare voi per primi le grandi opere insieme, guidati proprio dal professor Luca Massimo Barbero, che vi condurrà poi per un giro durante la mostra. Naturalmente questo evento è organizzato e voluto dal Comune di Feltre e va oltre però i confini territoriali, perché è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, con la Sovrintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Antropologici della Provincia di Venezia, Belluno, Padova e Treviso. È promosso, come vi dicevo, dal Comune e realizzato nell'ambito di un accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Feltre. Gode del patrocinio e del contributo della Provincia di Belluno e del fondamentale sostegno della Fondazione Cari Verona. Quest'anno Feltre, che festeggia i 500 anni della sua ricostruzione, con questo 2011 saprà regalarci grandissimi eventi. Infatti, come sappiamo, Feltre è una città ricca e brillante dal punto di vista artistico, culturale, sportivo. Ricordiamo gli eventi che tutti conosciamo, che ogni anno rendono la città più brillante e più bella, ovvero il Palio, la mostra dell'artigianato, Voilà, il Giro delle Mura e altre importanti manifestazioni di carattere sportivo come la Gran Fondo. Quest'anno gli eventi saranno di portata veramente nazionale ed internazionale, in primis naturalmente la mostra dedicata a Tancredi. Altri saranno naturalmente gli eventi che così mi piacerebbe ricordarvi, perché veramente sono eventi di portata molto interessante. Il Giubileo dei Santi Martiri, Vittore e Corona del prossimo 14 maggio, ma passerà anche il Giro d'Italia a Feltre il 24 maggio e poi avremo i Mondiali di Bocce dal 4 al 10 di settembre. Quindi veramente un anno ricchissimo di eventi eccezionali, importanti e fondamentali, come è eccezionale proprio la mostra dedicata a un suo gioiello. Feltre dedica proprio a Tancredi questa mostra antologica bellissima. Per cominciare, e per non dilungarmi ancora oltre, io cedo con estremo piacere la parola a colui che è stato il timone, l'animatore di questo evento, ovvero il vice sindaco e assessore alle politiche della cultura, architetto Ennio Trento. Io voglio ringraziarvi e salutarvi innanzitutto, ringraziarvi per essere qui con noi quest'oggi a condividere insieme a noi una gioia che è difficile poter trasmettere. È una gioia particolare, una gioia che mette al centro dell'attenzione un autore importante come Tancredi insieme alla sua città. Tutto questo naturalmente grazie a tante persone, grazie a tanti enti, a tante associazioni, a tantissime collaborazioni che abbiamo avuto. E il mio compito è proprio quello di cercare di tratteggiare l'impegno
l'aiuto di tante persone che in questo periodo hanno collaborato. Il viaggio della mostra è iniziato circa 4 anni fa, quando ci siamo insediati come amministrazione comunale. Da subito abbiamo messo nel nostro programma amministrativo la valorizzazione dei pittori locali. Ma all'interno di questi pittori locali, all'interno di questo novero dei pittori locali del Novecento, del dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale, vi erano delle figure di altissimo spicco, fra cui Tancredi Parmigiani. E proprio a lui volevamo dedicare il clou, la mostra clou che accompagna Feltre a questo evento. È stato un percorso difficile, tutto in salita, prima nella ricerca dei fondi, poi nell'organizzazione del lavoro, eccetera. E qua inizio con veramente dei ringraziamenti sentiti alla persona che insieme a noi ha condotto questa lunga battaglia, ed è il professor Barbero, che grazie a lui siamo riusciti ad ottenere una mostra che lascerà senza fiato gli spettatori, i visitatori. Insieme al professor Barbero voglio ricordare il notaio Enzo Rossi, che insieme a me, insieme agli uffici, eccetera, hanno condotto questa iniziativa a termine. E poi tutte quelle persone che si sono prodigate. Le voglio ricordare e citarle per nome, perché spesso e volentieri sono persone che lavorano nell'ombra, e qua parlo dei miei uffici, dei collaboratori che lavorano presso l'Ufficio Cultura. In primis Giovanni Trimeri è colui che è riuscito a coordinare, a portare avanti tutto il lavoro. Tiziana Casagrande, la direttrice dei musei, Barbara Gallon, Gian Antonio Cecchin, Laura Carazzai, Diletta Stucchi, Arianna Pegoraro. Una squadra sicuramente vincente sotto questo punto di vista. Insieme a loro le associazioni che hanno collaborato a questa mostra, Fenice, Auser, Fondaco, GILF e tante altre ancora. Dopo il problema spesso e volentieri delle mostre, la volontà è facile averla, la voglia di fare una mostra di importanza, di caratura internazionale anche, però se non troviamo i finanziamenti, se non troviamo i soldi, eccetera, la cosa veramente diventa proibitiva per un'amministrazione. Ecco, allora un sentito ringraziamento va innanzitutto alla provincia e regione del Veneto, che per primi hanno creduto a questa iniziativa e per primi si sono spesi insieme a noi per far sì che un progetto scientifico fosse redatto, un progetto di comunicazione fosse redatto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi veramente un sentito ringraziamento a questi due enti. Insieme a loro poi si è affiancata al nostro cammino la Fondazione Cari Verona. Ed è stata la Fondazione Cari Verona che ha dato l'impulso essenziale, il contributo, voi lo troverete nei cataloghi, riportato nelle brochure, eccetera. Abbiamo voluto scrivere con il fondamentale aiuto di Fondazione Cari Verona, perché senza di loro non saremmo riusciti veramente quest'oggi a essere qui, ma soprattutto non saremmo riusciti ad avere una mostra di questo livello. E poi ci sono tutti gli altri sponsor, dal consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Piave, appartenenti alla provincia di Belluno, il BIM per capirci, all'AEG Elettra Cunial, Limana Costruzioni, Veneto Banca, Eurobrico, Asolo Costruzioni e Restauri, Tecnosport, Cime, Duomo GPA, Sparcasse, Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa di Risparmio del Veneto, Latte Busche, Azienda Ripa Condizionamento e Ventilazione di Pedavena, il ristorante Il Paglio, ristorante San Fermo, Strada dei Formaggi, Big Mat di De Mas di Feltre, la Ferro Costruzioni Generali, il Gruppo Argenta, Scariot, Flori Videoistica. Tante persone che ci hanno dato una mano e che hanno collaborato a questa mostra. Naturalmente oltre a queste persone ci sono poi, dietro la mostra dovete sapere, ci sono tante persone che lavorano, della casa editrice con il catalogo, l'organizzazione Civita Tre Venezie che ha seguito tantissimi aspetti della mostra, dai prestiti, eccetera.
E arrivo proprio ai prestiti. Molti di voi in sala sono coloro che hanno prestato le opere e il nostro ringraziamento e gratitudine va in maniera proprio incondizionata a voi che ci avete prestato i vostri capolavori che sono depositati presso il museo per questo periodo e potranno essere goduti dai visitatori. Un grazie veramente sentito. Io non vi cito tutti quanti perché nel catalogo apparite e siete una pagina intera, quindi questo per far capire l'importanza e la quantità di persone che hanno reso grande questa mostra. Mi associo ai saluti fatti prima al direttore della collezione Peggy Guggenheim di Venezia, Philips Ryland, e al professor Pier Giovanni Castagnoli. Anche loro hanno contribuito in maniera sostanziale alla riuscita di questa manifestazione. Termino perché abbiamo dei tempi stretti, abbiamo una scaletta molto, molto rigida, ma voglio terminare con due bellunesi, con un feltrino e un bellunese che hanno ricordato e che hanno scritto di Tancredi. Il primo è il professor Silvio Guarnieri e questo spiega un po' il perché abbiamo voluto fare una mostra su Tancredi, il perché l'abbiamo fatta a Feltre. Scrive Guarnieri, ma in particolar modo Tancredi finché visse, e si può dire sino ai suoi ultimi mesi di vita, a Feltre sempre cercava riparo. Feltre sempre per lui costituiva un punto di riferimento sicuro in cui poteva trovare rifugio, una casa dove avere sempre a disposizione un letto, dove poter consumare i pasti, dove insomma essere accolto come chi continua a far parte della famiglia. Ecco, queste parole per noi sono stati uno stimolo, un avvicinamento a lui, un voler dare ancora ulteriormente porto a questa persona. E l'altro è un giornalista illustre, scriveva sul Corriere della Sera, Dino Buzzati, che scandagliava l'autore Tancredi e si domandava in un articolo apparso sul Corriere della Sera nel 67 in che cosa consisteva la personalità dell'artista e la sua originalità, e si rispondeva dicendo consisteva in una specie di affiato, di grazia, di impeto, di lirico, di lievità giovanile, di felicità espressiva, per cui le esperienze e anche le invenzioni altrui venivano da lui assimilate, bruciate, fatte sue, restituite sulla tela con un accento spesso inconfondibile. In questo senso, percorrendo le sale, si può riconoscere quell'unità poetica senza della quale il vero artista non esiste. Ecco, questa è la mostra che potrete ammirare fra un po'. Ancora veramente un sentito ringraziamento a tutti voi e a tutti i relatori che sono su questa tavola. Grazie ancora. Grazie all'assessore Trento per le parole intense anche lette attraverso gli articoli. Sicuramente abbiamo visto che l'intera città di Feltre si è stretta intorno a questa iniziativa, a questo grande evento. Le persone amavano Tancredi e questo si percepisce nell'aria mentre si cammina in queste giornate di primavera intensa. Ora naturalmente un grazie, e prima di cedere la parola c'è da dire anche per la provincia, perché come sappiamo è l'ente che ha sostenuto e dato valore all'ideazione della mostra. E perciò con molto piacere do il saluto e la parola all'assessore della cultura per la provincia di Belluno, Alberto Vettoretto. Grazie, buon pomeriggio a tutti quanti. Vi porto il saluto dell'amministrazione provinciale di Belluno, vi porto il saluto del presidente della provincia di Belluno. Saluto tutte le autorità presenti, tutti i cittadini presenti a questo grandissimo evento culturale, sicuramente il più grande evento culturale per il 2011 per la provincia di Belluno. Come ha ricordato l'assessore Ennio Trento, che tutto questo è stato reso possibile anche e soprattutto a un'importante sinergia che c'è stata tra gli enti, tra il Comune, la provincia di Belluno, tra la Regione del Veneto, tra tutti quanti quelli che hanno collaborato e reso possibile questo grandissimo evento. Un grandissimo evento che va oltre la città di Feltre, abbraccia tutta la provincia di Belluno, abbraccia la Regione del Veneto. Bene, penso che questo importante momento
sia da valutare anche sotto il punto di vista dell'impatto sul turismo che avrà, che mi auguro abbia sicuramente un impatto molto importante, che possa far conoscere ancora una volta di più la città di Feltre, la provincia di Belluno, provincia importante sempre di più, non solo, come dicevo prima, nel Veneto, ma in tutto il mondo. Ringrazio ancora tutti quanti quelli che hanno collaborato, tutti quanti quelli che hanno reso possibile questa bellissima mostra di un grandissimo artista, Karel Tancredi, un grandissimo feltrino, un grandissimo bellunese, un grandissimo veneto. Grazie. Grazie all'assessore Vettoretto. Scusami solo un secondo, Certo. ma siccome l'agitazione del momento, eccetera, delle volte fa brutti scherzi, e mi sono dimenticato di ringraziare un'associazione che è diventata fondamentale nella realizzazione della mostra. E me l'ha fatto ricordare Alberto prima quando parlava di collaborazione a spettro ampio. Ecco, una delle collaborazioni che abbiamo avuto è stata proprio con la Proloco Tumellese, che ci ha aiutato negli allestimenti e nei trasporti dei materiali e ha curato quindi tutto questo aspetto logistico. Quindi mi ero dimenticato prima, ma un accenno a loro va e un ringraziamento veramente sentito al Presidente e al Vicepresidente Renzo Di Mana, che è in sala quest'oggi, e scusate ancora per la dimenticanza. Grazie. Ed ora entriamo un pochino di più nell'evento in sé. E passo la parola all'ideatore e coordinatore dell'evento, il dottor notaio Enzo Rossi, appassionato e amante d'arte. Prima di tutto un saluto, non formale ma veramente sentito, alle autorità presenti, al nostro curatore, ai figli di Tancredi, Elisabeth e Sandro che sono qui con noi, ai critici d'arte, alla stampa, galleristi, direttori di musei, ai prestatori e a tutti quelli che sono qui a vario titolo. Grazie a questa meravigliosa platea che è esattamente come l'avevamo immaginata e sperata sin dagli inizi. E qui, proprio in questo teatro, che è esattamente quello che fortemente volevamo. Il mio compito è quello di spiegare in pochi minuti come è venuta l'idea, perché questa mostra e gli scopi che intende raggiungere. Era un po' che pensavo a una mostra su Tancredi, che è un artista eclettico, originale, di caratura internazionale, un po' dimenticato dalla critica fino a qualche mese fa, ma che il mercato da tempo si contende nelle più importanti tornate nazionali e internazionali. Ci troviamo insomma di fronte a un grande artista internazionale, riconosciuto da collezionisti e musei, ma i cui studi si erano fermati da tempo, e volevo riequilibrare questa bilancia un po' sbilanciata, come dicevo anche l'altro giorno. Quindi per prima cosa mi è venuto in mente, forse è stata un'idea, anzi ritengo sicuramente un'idea vincente, quella di andare a cercare nella città e nella casa dove per un certo periodo, 4 anni, dai 24 ai 28 anni, Tancredi ha vissuto il periodo più felice della sua vita. La Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, che ringraziamo e che ringrazio sentitamente, dove unico caso Peggy gli mise a disposizione uno spazio per lavorare. E a Luca Massimo Barbero, il nostro curatore, critico di massima fama, curatore associato della collezione Guggenheim, ora direttore del Macro di Roma, che poteva assicurare una mostra di qualità per la nostra città. Volevamo una mostra di carattere nazionale, un grande evento artistico che fornisse anche l'occasione di coinvolgere l'intera città, gli operatori commerciali, il volontariato culturale, le istituzioni scolastiche, la cittadinanza tutta in una festa collettiva, poi il tempo ci assiste anche, quindi, che facesse sentire ognuno di noi partecipe di questo evento culturale unico e irripetibile. Irripetibile non perché non si possa organizzare qualcosa di altrettanto interessante e coinvolgente anche in futuro, ma perché Tancredi è di Feltre, è un figlio illustre di Feltre, e allora quale occasione migliore per far diventare la nostra città, almeno per questi mesi, polo e punto di riferimento culturale in Italia, rappresentando in maniera adeguata il suo pensiero e ancor di più la sua arte. Insomma, Tancredi era ed è un gioiello così importante per la sua città che, come spesso accade, non era stato ancora valorizzato e scoperto proprio da chi a maggior titolo ne aveva il diritto. La luce di questo gioiello era troppo forte perché la si potesse vedere così da vicino.
Adesso però è possibile, questa amministrazione e tutti noi possiamo e potremmo vederla. E sì, perché a quel punto ho avuto l'idea, per poter realizzare la mostra occorreva un interlocutore sensibile che comprendesse l'importanza e l'unicità dell'evento. E la nostra amministrazione, il sindaco, l'assessore alla cultura, ai quali debbo un ringraziamento particolare, l'ufficio cultura e la responsabile direttrice dei musei hanno immediatamente compreso. Certamente è stato un lavoro lungo, iniziato più di 4 anni fa, pieno di ostacoli in questo periodo così difficile, che abbiamo però superato ad uno con slancio, spinti dalla consapevolezza dell'importanza di quello che stavamo facendo e anche dall'ottimismo che sempre deve accompagnare le imprese più ardue. Se penso però a 4 anni fa, alle prime telefonate, ai viaggi, agli incontri per verificare la fattibilità, ma man mano che il tempo passava gli incontri si facevano sempre più fitti, le telefonate arrivavano sempre più spesso, gli incoraggiamenti si facevano sempre più convincenti, la mostra si andava delineando. Il tempo passava e tutti noi ci credevamo sempre di più. Devo dire però che in questo sono stato fortunato perché, come ho potuto verificare fin dagli inizi, Tancredi era simpatico a tutti, forse anche per un debito di riconoscenza che molti hanno sentito di avere nei suoi confronti per aver tralasciato di occuparsene a fondo anche prima. Ora, sotto la guida del nostro curatore, il vento è cambiato e anche questo catalogo, il catalogo che potremmo ammirare, è qualcosa di più di un insieme di immagini, è un catalogo studio che sarà necessario a chi vorrà approfondire nel tempo. Feltre, insomma, che partecipa tutta con gioia e che saprà farsi apprezzare e conoscere da chi nel tempo vorrà venire qui per conoscere meglio Tancredi e quindi anche la città. Tancredi Feltre, questo è il logo azzeccatissimo, la mostra evento che restituirà molto a Tancredi ma che darà anche a Feltre quella visibilità che la sua bellezza e la sua storia giustamente da tempo reclamano. E pensate poi che la mostra si tiene non in un museo qualsiasi, pur importante, ma a Casa del Rizzarda, altro illustre artista feltrino, oggi Galleria Comunale fa parte dei musei civici, ove i due artisti potranno dialogare e raccontarsi quello che il tempo non aveva loro concesso. Siamo partiti dalla casa di Peggy e arriviamo alla casa del Rizzarda, è qualcosa sicuramente di toccante e di significativo anche questo. Significativo perché solo qui a Feltre, in questo spazio autentico, ci si potrà immergere veramente in quello che era Tancredi. Una mostra a Venezia, ad esempio, avrebbe avuto un altro sapore perché Venezia già attira da sola e questa mostra sarebbe stata probabilmente solo una delle tante in una splendida cornice che facilmente distrae. Chi vedrà questa mostra qui a Feltre avrà invece voluto veramente vederla e sarà compensato dal privilegio di poter ispirare qualcosa di unico e di speciale che solo qui esiste. Ma non era ancora sufficiente quello che si stava facendo, bisognava fare qualcosa di più, volevamo entusiasmare, vivacizzare, coinvolgere, far appassionare e far desiderare la mostra prima ancora di averla veduta, per farla sentire di tutti, come è giusto che sia. Per questo la serie di incontri che abbiamo pensato di tenere con la cittadinanza su Tancredi e il suo tempo nei primi mesi dell'anno. E la cittadinanza ha risposto in modo superiore, di molto superiore alle attese, è stata sempre vivace e presente, come pure la stampa che ci ha accompagnato e che veramente ringrazio. E Feltre lo merita, Tancredi lo avrebbe desiderato perché nonostante il suo lungo peregrinare rimase sempre legato al suo territorio. La mia arma contro l'atomica è un filo d'erba, diceva, la persistenza della natura, la speranza, il verde della sua terra. Non si aggrappava nei momenti più tristi alle piazze di Milano o ai boulevard di Parigi, ma tornava con la mente alla sua terra e da lì ripartiva. Aveva bisogno di questa tranquillità, ma non poteva tornare in modo stabile perché un artista è curioso e Tancredi lo era ancora di più. Deve conoscere e andare avanti e Feltre non poteva realizzare tutti i suoi sogni. Eppure gli era indispensabile questa pulizia mentale e la semplicità di questi luoghi che non poteva trovare in nessun'altra parte del mondo. Aveva bisogno della forza potente di quel filo d'erba per opporsi all'atomica, cioè alle avversità della vita, andare avanti e sognare. E termino con un'ultima sua frase perché i minuti scorrono molto velocemente. Io non so scrivere, diceva, forse riuscirò a dipingere quello che sento. Io, dopo aver approfondito e conosciuto bene Tancredi
attraverso la sua arte e i suoi scritti, che sono appunti lasciati e ritrovati qua e là, a volte per caso, non un'opera sistematica come l'ideale dell'arte di Kandinsky o le memorie di De Chirico, ma appunti disordinati, posti qua e là, che evidenziano in modo chiaro e preciso il suo pensiero e la sua onestà intellettuale. Ecco, questa è una cosa che mi ha attirato moltissimo. Io, ecco, dicevo, dopo aver approfondito e conosciuto bene Tancredi, ora posso sinceramente rispondergli: scrivi bene Tancredi, hai scritto bene e hai dipinto ancora meglio, stai tranquillo e stai in pace, che noi ti abbiamo capito. Grazie. Grazie al notaio Enzo Rossi per le parole che veramente stringono anche il cuore. Naturalmente ora torniamo un po' con i piedi per terra, perché certi eventi possano accadere c'è bisogno di attenzione costante e di sostegni significativi. La Fondazione Cari Verona ha dato un contributo fondamentale, perciò invito a salire sul palco e a dare la parola al consigliere della Fondazione Giuseppe Dalle Mule con un grande applauso. Ora. Buonasera a tutti. La Fondazione è veramente onorata di aver contribuito a rendere possibile questo evento, ma siamo soprattutto compiaciuti di aver portato qui due opere che rimarranno qui e quindi rimarranno nel patrimonio della città. Scusate, sono un po' emozionato. E quindi auguro al Comune e alla città che questa mostra abbia il maggior successo possibile, come si merita, perché è veramente una cosa che è molto importante per noi. Grazie. Grazie. Siamo il consigliere Dalle Mule. Naturalmente dei messaggi sono arrivati da Napolitano, dal Capo di Stato, per darci sostegno e successo per questa mostra così importante, come si diceva prima, veramente un grande evento per Feltre, ma in realtà per l'intera nazione. Ora, prima di dare la parola al curatore, il professor Luca Massimo Barbero, vorrei così spingermi in una nota più biografica rispetto a Tancredi. Lui ci parlerà della sua arte, io volevo così introdurvi un po' nella sua biografia. Tancredi Parmigiani nasce a Feltre il 25 settembre 1927, in una casa dentro il centro storico, dentro le mura, in una strada in salita, figlio di Francesca Zallotte e di Paolo Parmigiani. Un ragazzo eclettico che va via da Feltre e si sposta nelle grandi città d'arte, Venezia, poi Roma, poi Venezia e ora Parigi. Un uomo che in 37 anni di vita, di strada nel mondo dell'arte, ne ha fatta veramente tanta. Un incontro fondamentale per lui è quello con Peggy Guggenheim, mecenate e mercante d'arte, che fa conoscere a Tancredi l'ambiente internazionale dell'arte stessa. E poi nel 1958 sposa la pittrice Tove Dietrichson, dalla quale ebbe Elisabeth e Sandro. Naturalmente una vita e una biografia avventurosa, che richiede veramente un sano senso di approfondimento e di cura per essere capita, scoperta e vissuta. Naturalmente credo che lo stesso senso di cura che il professor Luca Massimo Barbero, studioso ed esperto d'arte moderna contemporanea, uno dei più massimi e interessanti critici e curatori nel panorama emergente della critica nazionale, ha messo per mostrarci e per farci vedere questo meraviglioso Tancredi. Grazie. Grazie, si sente, sì. Ci sono troppe persone da ringraziare, sono buona parte qui in questa sala, dagli autori del catalogo, i saggi, gli studi, i prestatori, ovviamente il comitato scientifico, la dottoressa Bailey, il professor Castagnoli, Marini Clarelli della Galleria Nazionale. Tutta questa
giornata è per noi dedicata alla consegna di un grande cantiere, di un grande percorso ed è in un qualche modo il punto di arrivo di un nostro lungo viaggio e l'inizio di un viaggio pubblico. Spero di questo straordinario racconto intorno a Tancredi, anzi mi piacerebbe dire a proposito di Tancredi. E qui appunto a Feltre che inizia questo viaggio e l'altro giorno ne parlavo, faccio anche mie le parole del notaio, ho fatto questo viaggio come voi oggi in una luce straordinaria, in una primavera straordinaria. Non è un gioco di parole, è un titolo, sono i primi titoli delle opere di Tancredi, insomma, paesaggi di spazio, primavere appunto, le serre, i fiori e effettivamente questo viaggio con questa luce ha parlato veramente di questo amore straordinario per la natura. E non vorrei dilungarmi troppo, però la mostra ha vissuto un pensiero, un grande percorso, ma spero anche che sia stata cucita sufficientemente bene in questo spazio bellissimo che è Rizzardo. Prima l'assessore parlava dello staff, è straordinario, facevo dei complimenti, ma noi consegniamo un cantiere e quando tu lavori parecchi giorni in questo cantiere a fianco a delle persone appassionate che curano anche lo spazio, quando vedi veramente che c'è la passione per il luogo, la mostra cresce con ancora maggiore entusiasmo e oggi consegniamo questo cantiere, spero, di luce. La mostra è divisa, ma lo farò brevemente perché penso che sia, come dire, assolutamente indegno parlare del luogo della pittura senza averla, anzi, abbiamo la fortuna oggi di poterla vedere finalmente dal vivo, insomma. Lo spazio è stato diviso in luoghi, percorsi, racconti e narrazioni. Lo devo tra l'altro allo studio 245 Architetti di Treviso, Marcello Bruno e a Michele Toscano. Abbiamo pensato questo spazio insieme, come dire, alla direzione del museo, insieme al rispetto anche della collezione Rizzarda, che tra l'altro verrà punteggiata, proprio quella che ha lasciato quello straordinario Wild con i grandi quadri, da Tancredi e da alcuni suoi amici internazionali, quindi c'è un doppio motivo per visitare quello spazio, ma abbiamo costruito questo spazio insieme. Questa parola che leggerete molto spesso è questa cosa che vi chiederò di vedere con altri occhi, proprio lo spazio di Tancredi. La prima sezione sono gli esordi e quello che io ho chiamato proprio l'amore per il disegno e per gli affetti, quindi è la prima sala al piano terra con questa capacità straordinaria. È vero, diceva, io già da piccolo disegnavo angeli, no? Però c'è questa mano straordinaria di queste persone in posa, di questi giovani bambini, di questi giovani invece amici, feltrini, veneziani, maestri, c'è questa sorta, io direi per Tancredi, nulla die sine linee, nel senso quest'idea continua proprio di disegnare ogni giorno, di assolutamente riconoscere gli altri e iniziare a riconoscere se stesso, una sequenza meravigliosa, devo dire, riunita in questo modo per la prima volta di autoritratti, studiare sé, definire l'essere uomo. E sempre su carta e poi piano piano su questi materiali, raccontavamo prima, insomma, questi materiali che sono vari, perché questi materiali in realtà erano anche parte della quotidianità, erano recuperati, non erano assolutamente momenti in cui il giovane diciannovenne, talvolta ventenne Tancredi pensava di, come dire, eternare per sempre su un materiale perenne ed è questa sua assoluta volontà del disegnare. Poi c'è nel mezzanino, lo abbiamo costruito con amore, insomma, c'è uno dei luoghi comuni forse della mia idea di curatore, insomma, c'è una cassettiera che è un contenitore di tempo, è un contenitore di documenti, è un contenitore di immagini e penso anche per le nuove generazioni anche un luogo dove incominciare a acclimatarsi a Tancredi e a conoscerlo. Ci sono le sue grafiche, ci sono alcune sue lettere, ci sono le sue edizioni, in una sorta di flusso di tempo continuo, con una cronologia mescolata, ma anche proprio questo sapore del tempo, della carta. Io ogni volta cerco di parlare anche con i colleghi, con i visitatori, dicendo guardate sempre le date di Tancredi, perché dovete calcolare, quando l'ho paragonata a qualcun altro, qualche altro autore, quanti anni aveva quando faceva quel quadro, la brevità ma l'intensità assolutamente folgorante della sua nascita di grandissimo pittore internazionale che viene subito intercettato già in questa parte del mezzanino da amici romani, da Milton Gendel, Zenit,
di Torino ha fatto questo video dove ci sono alcune interviste piuttosto interessanti relative a chi lo ha ospitato nelle varie città, e la nascita di quello che è il punto con quello che riconosciamo nel suo capolavoro, Aspirazione a New York, sempre nel mezzanino. Vinse la Bevilacqua Masa del 52, è un quadro che abbiamo cercato, abbiamo voluto fortemente. Dice: ho impiegato una forma molto semplice per controllare lo spazio, il puntino. Il punto è l'elemento geometrico meno misurabile che ci sia, ma il più immediato da ideare. Un punto dà l'idea del vuoto da tutte le parti, di dietro, ai lati e davanti. Il piano nobile vi porterà, dopo la collezione Rizzarda, appunto punteggiata da alcune opere di Tancredi, Vols, Hartung ed altri autori, Mathieu, e la collezione Rizzarda, appunto, il piano nobile non vorrei spiegarvelo, vorrei che fossero i vostri occhi. Il piano nobile apre in questo paesaggio di spazio con le primavere di Tancredi, buona parte dei Tancredi della collezione Guggenheim, della Galleria d'Arte Moderna di Torino, di Unicredit, che ha prestato un altro straordinario lavoro, collezionisti privati, quest'idea maturata velocissimamente, in modo assolutamente folgorante, con questo soffitto del ristorante La Colomba, volo di colomba di 6 metri per 4, gentilmente concessoci dal Mart di Rovereto, appunto, che è sospeso in questo luogo di colori. Perfetto. Era il volo dell'affresco e quindi La Colomba aveva una musica, ma vi giuro che non l'avevo pensato, vi ruberò ancora solo 5 minuti e vi rubo 5, era troppo poetico, insomma, vorrei, anzi adesso... Ci sono le sale, queste sale che improvvisamente passano una grande luce, le sale sulla natura. C'è una frase molto bella che lui scrive: per fare della pittura bisogna amare la natura. Credo che un quadro debba essere altrettanto natura quanto lo è una foglia. Una foglia assomiglia in parte ad un albero assomiglia al cielo. Da una parte ci sono i giardini di Venezia, la natura plastica, la natura vergine, dall'altra parte, in questo spazio del piano nobile, la grande sala intorno alla luce, a proposito di Venezia, luce della laguna, e poi la luce del nord, della Norvegia. Sono due piccole tele che parlano, come dire, del Veneto, parlano della laguna, parlano di queste luci straordinarie e l'incontro assoluto con questa nuova luce del nord. Quindi la materia e la grande esplosione di materia luce. Ringrazio davvero la Fondazione Cari Verona, perché il fatto che Materia Luce, questo quadro straordinario, rimanga a Feltre, lo vedo anche come un risultato di questa mostra. È un capolavoro straordinario e sono felice quindi che Feltre adesso abbia, grazie alla Fondazione, 2 momenti straordinari, esplosivi e meravigliosi, importanti, di Tancredi, sempre qui in città, quindi lo saluto come un momento molto importante. Si passa poi all'ultimo piano. È una sorta di gradum in un qualche modo, si sale a questa nuova scoperta, a quest'idea assoluta di come pensare un nuovo mondo, di come pensare un universo. C'è una frase con tutti gli autori che vedo qui, anche dei saggi, che mentre studiavamo per il catalogo in un qualche modo continuava a ronzarci nella testa, questo cercare di costruire Tancredi, di rinarrarlo, insomma. L'unico vero documento sono io. Ed è una frase veritiera, perché forse gli unici veri documenti, oltre al sé, sono le sue opere. L'ultimo piano narra con gli Hiroshima, con i matti, con le facezie, con i diari paesani, con questo momento di saluto nel 59, appunto queste Venezie vengono dipinte perché lascia Venezia definitivamente la gallerista Monti, quindi inizia in un qualche modo ad avere questo incontro straordinario con questo pittore assoluto, unico. Il notaio prima parlava di un gioiello, Tancredi è un cristallo, è un minerale con tantissime sfaccettature, con tantissimi modi per guardarlo, per capirlo, per leggerlo, per equivocarlo, per amarlo, ma soprattutto per guardarlo attraverso, perché è assolutamente una pittura da guardarsi con occhi magici. Pensiamo con i diari paesani, con i collage, con la sequenza, io trovo straordinaria,
dei matti e delle facezie, di aver raccontato anche questo momento in cui sì, Tancredi dice appunto la mia arma contro la bomba atomica, contro l'atomica è un filo d'erba, ma anche Tancredi che dice con questi quadri straordinari, felicissimi, assolutamente coerenti. Tancredi non è mai retorico, è l'unico pittore degli anni 50 italiano che non c'è mai retorica, c'è sempre freschezza, c'è sempre corsività, c'è sempre stenografia, ma c'è sempre un controllo straordinario di una terza vista di spazio, c'è un controllo meraviglioso di quello che è già dagli inizi l'amore per la linea. C'è un quadro che si chiama Strarococò, apre la sezione dell'ultimo piano e c'è questo studio meraviglioso proprio che sta proprio fra lo spazio come architettura e lo spazio come luogo. Dice appunto: penso che nei miei quadri si veda che lo spazio è curvo, e questo è l'occhio che vi chiedo di usare per tutti i suoi lavori, vedere come il suo spazio fosse ed è curvo. L'idea della frase di Tancredi, abbiamo scelto proprio quest'immagine, e che questa coerenza è fino all'ultimo, straordinaria, vitale, di pura energia, e questa frase è: bisogna portare più natura nelle città. Questi ultimi quadri sono assolutamente, come dire, vibranti assoluti di natura. Spero, forse ci sono due persone però che vi chiederei di poter ringraziare. Una è la dottoressa Pola, nascosta laggiù, una combattente assoluta e una che si arrabbierà tantissimo, perché dovrei ringraziare tantissime, ma non se la prenderanno, insomma. E la mia assistente ha reso possibile questo percorso lunghissimo e questa, come dire, energia che sentite ancora nonostante la stanchezza del cantiere. Si chiama Laura Corazzol, è laggiù, ed è di Pedavena, non di Feltre, per cui... E signori, io penso che si consegni oggi un cantiere di primavera, un cantiere di grande natura. C'è una frase molto bella con cui vorrei salutarvi e poi consegnarvi la mostra. Una frase di Peggy Guggenheim che dice: in futuro ci si renderà conto della grande importanza germinale di questo pittore. Io penso che oggi, questo giorno, sia finalmente venuto. Devo ringraziare tutti voi per gli occhi che userete, l'amministrazione per l'amore che ha dimostrato nei confronti di Tancredi. Grazie signori. Grazie di cuore al professor Luca Massimo Barbero per la grande energia, la passione con cui ha descritto, e veramente non vedo l'ora di poter vedere con gli occhi e non solo di immaginare. Ora entriamo ancora in un aspetto più affettivo e vorrei invitare con estrema emozione sul palco, accompagnati da Laura, i figli di Tancredi, Elisabeth e Alessandro Parmigiani. Grazie. Voce norvegese, no? Sì, buongiorno a tutti. Prima voglio dire che mi dispiace molto che parlo così male italiano, ma come probabilmente sapete, ho vissuto quasi tutta la mia vita nella Norvegia, quindi ovviamente non ho preparato un gran discorso, forse fortunati per voi, non lo so. Voglio soltanto dire che sono molto molto contento e onorato di essere qui con voi. Voglio anche dire che è molto molto impressionante quello che avete fatto per amministrare quella grande e importante mostra. Finalmente la mia mamma
che sta a casa in Norvegia, mi ha chiesto di salutare e ringraziare per il vostro grande lavoro. Grazie. Anche io vorrei, ho due punti io. Vorrei prima ringraziare il comune di Feltre, la regione di Veneto, anche le province, tutte le province, per l'invitazione di andarci. Il secondo punto è che ieri ho avuto il piacere di vedere la mostra con il curatore Luca Massimo Barbero. È diventata, secondo me, una mostra curata con molto sentimento e per fortuna, anche secondo me, senza sentimentalità. Mi piace molto. Ben pensato, fondata forse di un'idea dal curatore Barbero e tutti i suoi collaboratori, ma anche sull'idea che aveva Tancredi stesso, sull'arte, sulla vita e sulla umanità, forse. Mi sento molto fortunata di aver avuto la possibilità di essere qui, di rivedere questa bella città, bellissima città, questa bellissima mostra. Sì, questo era tutto, grazie. Grazie, ed ora un omaggio, prima di farvi, vorremmo un omaggio, consegna i fiori insieme il sindaco, senatore Gianvittore Vaccari, a Elisabeth Parmigiani, e i cataloghi della mostra consegnati dall'Architetto Trento all'Alessandro. E grazie a voi della presenza e della testimonianza importante. Grazie. Laura vi riaccompagna. Grazie mille. E dopo questo momento estremamente importante ed intenso, do la parola anche al sindaco della città di Feltre, senatore Gianvittore Vaccari, per il suo saluto e ringraziamento. Grazie. Sì. Grazie a tutti quanti voi per aver onorato questa inaugurazione, questo evento per noi di grande valore che vuole così ricordare un suo grande cittadino, Tancredi, ma che vuole anche rilanciare questa sua terra, questa provincia, questo comune, questa regione nei più ampi spazi, visto che parliamo di spazialismo, no? No, giusto? Ecco. E quindi senza limiti. E devo innanzitutto, proprio per chi parla della nostra terra, dei nostri uomini, i nostri rappresentanti, ringraziarvi di aver avuto la cortesia di attendere alcuni minuti sull'apertura così originaria del programma, perché purtroppo è mancato un amministratore, un sindaco di Soberta, di un comune di questa provincia. Ci sembrava anche doveroso così, ritardare un attimo per segno anche di rispetto questo inizio della presentazione della mostra. Abbiate pazienza, solo alcuni minuti, mi auguro soltanto, perché i sentimenti così e le curiosità che ci hanno infuso bellissime parole e proprio
pennellate, oserei dire, no? Del professor Massimo Barbero, che ci porterebbero a correre velocemente verso il... Ma voglio qui, ripeto, salutare innanzitutto tutti coloro i quali prima sono stati citati, non lo faccio personalmente in maniera nominativa, ma sicuramente voglio ricordare e ringraziare i figli Elisabeth ed Alessandro. E voglio proprio anche citare e ricordare il professor Luca Massimo Barbero, perché con lui, con quella così calma iniziale, con quel senso anche di aspettativa, anche di leggero timore iniziale, no? Ecco, come diceva prima il notaio Rossi, noi ci siamo trovati, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che potevamo farcela, vero? Abbiamo detto, non sarà semplice, come ha detto il notaio Rossi, ma possiamo farcela, e poi ci siamo detti dobbiamo farcela. No, ecco. Allora, veramente tutti quanti ci siamo interessati presso enti, istituzioni, associazioni, esperti, perché ognuno potesse contribuire e portare un tassello, una tessera, no, che poi riuscisse a costruire tutto l'insieme che è la mostra, perché la mostra è un insieme di tante tessere, di tanti tasselli, no, del contributo di ciascuno, perché sennò così non potrebbe essere. Poi ci sono giustamente delle persone che ne sono al vertice, anche in maniera scientifica, come il curatore, come il professor Massimo Barbero, che li rappresenta tutti indistintamente, ma ecco, che necessitano comunque della collaborazione di moltissimi. Abbiamo voluto, come diceva prima appunto Ennio Trento, all'inizio di questa amministrazione, quindi ormai diversi anni fa, ma avete capito il percorso è stato non semplice, e quindi anche un po' più lungo del previsto. Abbiamo voluto dire a questa città è giusto che si riappropri di un altro importante suo elemento caratterizzante, e che era appunto la Galleria Rizzarda, che stava per essere completata, aveva necessità di alcuni ulteriori lavori. Abbiamo voluto quindi lanciare un grande progetto che si chiamava Gold Ring, l'abbiamo completato per la visitazione di questa città, per completare questo grande museo. Come ricordo brevemente nella passata mia amministrazione, abbiamo voluto iniziare con una grande opera allora, che è stata completare il museo civico, e come allora avevamo anche pensato a una grande mostra, in quel caso a Mariscalchi, quest'anno e questa occasione abbiamo voluto pensare in effetti a una grande mostra che è Tancredi, forse andando per certi versi, qualcuno può pensare un po' controcorrente, ricordiamo i 500 anni della ricostruzione di Feltre, forse uno poteva pensare, ma ritorniamo agli anni del 1500, allora, no? Ecco, per ritornare un po' in sintonia anche a questo evento, oltre a quelli giustamente bene ricordati prima, no? Che abbiamo in questi anni. Abbiamo pensato che forse proprio questa città dipinta, questi spazi, questi paesaggi, questi ambienti, questo costruito, questo spazio appunto, è stata la matrice culturale, il germe da cui poi è nato questo grande artista, questo grande nostro cittadino che è Tancredi. E quindi anche qui in questo spazio, e voglio ripetere più volte il termine spazio, scusatemi, ma è importante, questo spazio che forse può sembrare dissonante per certi aspetti, no? Ecco, ma così non è, a mio avviso. Io non sono un esperto, ma sento questo nel mio cuore, nella mia mente, no? Ecco, abbiamo voluto anche usare questo spazio, ecco, per presentare e iniziare questa grande mostra. Come spazi dobbiamo ricordare, no? Ecco, sono stati quelli in cui è cresciuta questa persona, questo grande artista, insieme ad altri feltrini, che sono spazi, molti di voi li conoscono, che è ad esempio il Caffè Mimiola, un cenacolo di artisti, no, ecco, in cui anche stesso Tancredi ha vissuto ed è passato insieme ad altri amici, no, ecco. Oppure, come è stato ricordato prima, il ristorante no? Lì altri spazi, altri luoghi, no, in cui l'arte e gli artisti sono cresciuti, si sono incontrati, sono confrontati. Ecco, ci piacerebbe continuare in questo spazialismo e di spazi, no, ecco, potendo realizzare in Feltre, sarebbe secondo me il giusto coronamento, e su questo chiederò anche la collaborazione e l'aiuto
del professor Massimo Barbero, creare, come dire, un nuovo cenacolo, una nuova realtà di incontro di artisti, come era una volta la vita di incontro. Forse oggi noi viviamo un momento in cui gli incontri sono molto più virtuali, no? E non diretti e personali, no? Non tangibili, no? Ecco, e quindi credo forse anche ricostruire, non per tornare indietro nel passato, ma per ricostruire questi spazi e riappropriarci quindi forse più di noi stessi, dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, credo che sarebbe interessante e importante portare avanti questo progetto. Intanto saluto e ringrazio perché sono arrivati anche i consiglieri regionali Dario Bond e Riolon, e li saluto anche per il loro arrivo. Sapevamo che erano arrivati in ritardo per ovvi motivi, per cui siete ampiamente giustificati. Anche mi hanno detto che è in arrivo anche il prefetto di Belluno, sarà qui a breve, e se non sarà qui con noi qua in questo teatro poi ci accompagnerà comunque nella visita della mostra. Dicevo, è nostra intenzione poter completare questo processo, no? Ecco, perché crediamo nella cultura e nell'arte, in altri grandi artisti che stanno nascendo, e quindi ci sentiamo impegnati anche per continuare questa strada. Voglio anch'io in particolare ringraziare sentitamente i prestatori delle opere di Maniscalchi, i musei innanzitutto nazionali e esteri. Alcune opere sono già arrivate, altre arriveranno. Questa è una mostra che penso è interessante anche per questo, che nel suo percorso di tempo, no, ecco, cambierà gli spazi. No, ecco. Cresceranno le opere, cambieranno gli spazi, cambieranno le visioni. No? Ecco, questa è un'altra cosa molto importante e particolare che ha questa mostra. Dicevo, li ringrazio anche poi i singoli privati anche per per i prestiti che fanno, che è una peculiarità. Ecco, questa anche delle grandi mostre che ha questa città, una in particolare ad esempio che è la mostra d'artigianato, che si basa sul prestare gli spazi, gli androni, i palazzi, no? delle case della città proprio per realizzare la mostra. No? Ecco, quindi c'è questo connubio, no? di sentimenti, di afflato, no? Ecco, nel voler sentirsi partecipi di una comunità e di una vita. Ecco, la ringrazio, signor Prefetto, è arrivata, le avevo accennato dell'impossibilità della sua presenza all'inizio per ovvi motivi, la ringrazio comunque di essere giunta. Ecco, con questi sentimenti di vivo affetto e ringraziamento innanzitutto ai figli e di gratitudine a tutti coloro i quali hanno prestato la loro opera con grande senso veramente di donazione che hanno fatto, no? Ecco, per tutti coloro i quali ci hanno spronato e ci hanno sostenuto magari nei momenti in cui poteva sembrare un po' più allontanarsi il traguardo, no? Ecco, con il ringraziamento che faccio veramente a tutti coloro i quali ci hanno sostenuto e anche in maniera economicamente importante, è stato detto ma lo voglio ripetere, la Fondazione prima in Cesare Mura è stato forse conciso di parole, ma vi assicuro che la Fondazione è molto ampia nella sponsorizzazione, e a tutti quanti gli altri sponsor che a diverso titolo poi li troverete nel catalogo e nelle varie rappresentazioni della mostra ci hanno aiutato, no? Ecco, io sono molto felice di poter andare insieme a voi dopo un piccolo momento, no? Adesso ce lo dirà anche la nostra speaker bravissima, un piccolo momento di ristoro, di andare a questo spazio che è la Galleria Rizzarda, ecco, per godere, no, di questo grande nostro figlio, di questo grande Tancredi. Grazie. Allora, come dicevamo prima di andare a riempire i nostri occhi di Tancredi, io approfitto ed invito a salire sul palco il consigliere regionale dottor Dario Bond per il suo saluto e ringraziamento. Sì, come persona attenta e sensibile a tutte le attività feltrine, in particolar modo ad eventi come questi. Grazie. È meglio forse...
dato nulla, perché siamo andati assieme intanto vi saluto, siamo andati assieme al consigliere regionale Sergio Leone a un funerale di un nostro collega, sindaco e amministratore. Ho seguito poco la questione del Tancredi perché francamente la regione ha partecipato solo all'inizio, mi pare, a questa importante iniziativa. Spero che dia un altro contributo, un altro piccolo contributo. Io mi auguro solo una cosa, che sia un momento di vivere Feltre, come è accaduto per Belluno, come che è accaduto anche per altre iniziative importanti a Castelfranco o a Venezia o in altre città. Un momento in cui si va a Feltre per vedere i Tancredi, ma si vive anche Feltre. Questa è l'unica aspirazione, l'unica visione che ho della questione, portando anche i saluti del nostro ministro Galan, che non ha potuto venire ma sicuramente visiterà insieme a Franco Miraco questa importante iniziativa, questa importante mostra. Voglio dire anche un'altra cosa: noi come provincia di Belluno e come fondi per la cultura della provincia di Belluno non siamo particolarmente fortunati, perché come regione destiniamo sempre poco alla cultura. Ecco, l'obiettivo prossimo sarà quello di cercare di riequilibrare questa percentuale misera che si pone tra il 4 e il 5%. Speriamo di riequilibrarla con un importante risultato, che secondo me tra il 2011, 2010 no, ma appena passato, ma il 2011-2012 sicuramente sarà sicuramente un obiettivo da raggiungere, che è quello dello statuto, quello della specificità per la provincia di Belluno, quello del raggiungimento di questo importante traguardo. Assieme a Sergio Leone ci stiamo lavorando perché vorremmo avere delle risorse nostre da impegnare, da mettere a disposizione del territorio e sapere dove le mettiamo, senza andare col cappello in mano a Venezia a chiedere magari 30.000 euro o 40.000 euro per la mostra del Tancredi o per finanziare un libro che alla fine potremo sicuramente farlo con le nostre risorse e con i fondi che la Regione, ma anche una sorta di compartecipazione fiscale e di federalismo territoriale ci possono dare, e noi faremo sicuramente bene. Queste sono le considerazioni. Ringrazio Ennio Trento, che ha dedicato assieme al notaio Rossi tantissimo tempo, assieme al curatore, e ci hanno messo il cuore, perché ci hanno sempre creduto, anche in momenti difficili, quando eravamo lì per dire molliamo. Voi ci avete creduto e noi sicuramente vi verremo dietro in questo percorso per dire a Feltre che è una grande cittadina. Ringraziamo il consigliere Dario Bond ed ora ci prepariamo veramente per chiudere. Io invito tutti i presenti a spostarci fuori nel porticato del Palladiano per un drink che è curato dalla Strada dei Formaggi in collaborazione con il GILF. Naturalmente l'appuntamento, siamo stati veramente fortissimi nella scaletta, perché alle 17:15 ci ritroveremo in Galleria Carlo Rizzarda con il curatore professor Luca Massimo Barbero per una visita in anteprima, e alle 18 avremo l'ufficiale taglio del nastro e l'apertura al pubblico presso la Galleria d'Arte Rizzarda. Naturalmente vanno ancora ringraziate tutte le associazioni, le persone che hanno collaborato per la riuscita di questa mostra, e in particolar modo vado a elencarvi, l'aveva già fatto l'assessore Trento, ma io giustamente rinforzo perché queste persone valgono veramente la pena e devono essere ringraziate, tutti gli sponsor che hanno contribuito, ed ecco che ringraziamo il consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano della Pieve e appartamenti della provincia di Belluno, l'AEG, Elettra Cunial, Limana Costruzioni, Veneto Banca, Eurobrico, Asolo Costruzione e Restauri, Tecnosport, Cime, Duomo, GPA, SRL, Sparcasse e Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa di Risparmio del Veneto, la Latte Busche, l'azienda Ripa, poi ancora il ristorante Il Paglio, il ristorante San Fermo, la Strada dei Formaggi, il Big Mat de Mas di Feltre, Ferro Costruzioni Generali, il gruppo Argenta e Scariot Floro Vivaistica. Ecco, un applauso a tutti quanti gli sponsor che hanno contribuito e finalmente possiamo andare. Grazie a tutti, grazie a voi.